Ciao a tutti ragazzi, oggi vi ho portato in un posto un pochino speciale perché siamo a Venzone. Il borgo è stato fondato intorno all'anno 1000 da Cinto da Mura sia per motivi strategici sia per motivi commerciali. Il terremoto del 76 che c'è stato qui in Friuli l'ha completamente distrutto, ma è stato ricostruito e rimane ancora oggi molto affascinante, tanto da essersi meritato il titolo di borgo più bello d'Italia per il 2017 dalla trasmissione del Kilimangiaro. Questa è la piazza del municipio, che è il centro della città, e quello che vedete alle mie spalle è il Palazzo del Comune, che sotto il portico ospita una mostra dedicata al terremoto. Qui dietro di me in questo momento c'è il Duomo di Venzone, che è l'edificio più significativo della città. Al suo interno sono state rinvenute delle mummie che sono custodite qui dentro, la cappella di San Michele. Il processo di mummificazione è avvenuto in maniera naturale, è stata provocata da un fungo che ha intaccato i corpi che erano sepolti nelle tombe, disidratandoli molto velocemente. Appunto, i corpi sono qui nella cappella, si paga 1,50 € per andarli a vedere. Io li ho già visti in passato, quindi direi che schippo questa cosa qui, anche perché fanno un po' impressione dal mio punto di vista, quindi adesso vi faccio vedere il Duomo in ogni caso. Ogni seconda domenica del mese, come potete vedere, come oggi, c'è il mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato dove potete fare anche degli ottimi affari. Qui sono nel cortile di Palazzo Orgnani Martina, che è la sede di due mostre permanenti. Di qua c'è la mostra sul terremoto, mentre di qua c'è la mostra su foreste, uomo ed economia nel Friuli Venezia Giulia. Ragazzi, io spero che abbiate potuto apprezzare le riprese che ho fatto appunto a Venzone. Vi ricordo appunto che sono andata a Venzone più che altro perché è un po' un vanto per il Friuli avere un borgo nominato il Borgo dei Borghi in una trasmissione come quella del Kilimangiaro su Rai 3, quindi insomma non potevo lasciarlo sfuggire. Una piccola chicca è se volete portarvi a casa un souvenir da Venzone potete comprarvi qualcosa alla lavanda che è tipica di Venzone. Appunto avete visto una clip con un negozietto, uno spazio appunto addobbato e decorato con la lavanda. Detto questo, io vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete lasciare un like e condividerlo con i vostri amici, potete lasciare un commento se avete qualche domanda da farmi. Vi ricordo che in descrizione trovate come al solito i link a tutti i miei social. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!